Buonasera da Loreo, presentata la 23esima Sagra del Pane di Loreo, giugno 2024. Ascoltiamo dalle parole del presidente della Proloco, Diego Siviero, la presentazione di questo importante appuntamento. La 23esima Sagra del Pane di Loreo. 23 anni non sono pochi, veramente è un bel traguardo importante, però senza l'aiuto di tutti noi, di tutti voi volontari, non si andrebbe avanti, non si farebbe niente, insomma. E quindi questa sera tutti insieme ho voluto qui a nome mio e del direttivo della Proloco ringraziare di cuore della vostra partecipazione, del vostro lavoro. Sagra del Pane è nata appunto 23 anni fa facendo questa rievocazione. La domenica 16, giornata clou della Sagra del Pane, perché la tradizione è la terza domenica del mese di giugno, abbiamo l'apertura, diciamo, alle 9:30 lungo l'apertura del mercato dei prodotti tipici. Alle 9:30 abbiamo la messa in piazza Madonnina, quindi all'aperto, e qui dovrebbe essere anche la partecipazione del vescovo della diocesi di Chioggia, e poi abbiamo la rievocazione della partitura, quindi con tutta la tradizione, insomma, della rievocazione storica, e alle 17 abbiamo il DJ set a cura di Rudy Bourenta, proprio in centro piazza Madonnina. Alle 18 la partitura del grano appunto si ripete con il laboratorio del pane, sempre a cura di Gianluca, giusto? Sì, il laboratorio del pane di Fonsato. E alle 18:30 antica trebbiatura Marinoni, quindi con la trebbia nel largo Rorai, quindi nella rotonda dove c'è le finanze, qui ci sono tutte le bancarelle, insomma, ecco, in via Roma. E alla mattina c'è anche il panino da Guinness che viene tagliato, come tutti, è una tradizione di ogni anno, grazie al panificio di Re Domenica sotto i portici, insomma, c'è questa bellissima festa. E poi alla sera alle 21, per finire questa manifestazione, abbiamo lo spettacolo cabaret Le Nonne Venete a cura di Francesco Baruto, che è questo personaggio che ormai sta diventando sempre più popolare, insomma, ecco, questo spettacolo di cabaret e culturale, diciamo, perché va a rievocare quelle che sono le nonne venete, quindi un po' le tradizioni di una volta, e così, insomma, una serata divertente in compagnia tutti insieme. Durante la manifestazione ci sarà lo stand gastronomico a cura della Proloco in sede dell'asilo, che funzionerà il sabato sera, la domenica a mezzogiorno e la domenica sera. Quindi vi aspettiamo tutti quanti, numerosi, insomma, ecco, anche allo stand gastronomico organizzato dalla Proloco. Io vorrei ringraziare tutti i volontari sempre, perché altrimenti non ci sarebbe, come ripeto per l'ennesima volta, queste grandi cose non si riuscirebbero a fare, tutti gli sponsor sempre disponibili a collaborare, diciamo, a prendere le nostre manifestazioni che facciamo a Loreo. Vorrei ringraziare l'amministrazione, questo, diciamo, a nome mio e di tutto il direttivo, è l'augurio, insomma, di una bellissima 23esima Sagra del Pane.